libro curato da una docente di quell'Università di Padova con cui Veneto Agricoltura, ovvero l'ente per la promozione e sviluppo del settore primario, collabora da tempo. I 100 anni di questa straordinaria realtà, che a dire il vero ricorrevano nel 2020, sono raccontati attraverso foto e resoconti di un'Italia passata attraverso 2 guerre mondiali e la crisi economica degli anni 70, fino all'emergenza Covid dei giorni nostri. Quando mi è stata fatta la proposta dal dottor Mezzalira se Veneto Agricoltura, se io ero interessato a promuovere questo libro che raccontasse i 100 anni di Veneto Agricoltura, ho ritenuto corretto farlo ed è stato un grande piacere poter lanciare questo progetto, perché è bene che si sappia la storia di Veneto Agricoltura e di tutti gli enti che ci sono stati prima, dal 1920 fino ad oggi, e quindi come si è evoluta la storia di questo ente, come si è evoluta la gestione di questa innovazione che in questi anni noi Veneto Agricoltura deve portare avanti. Noi siamo un grande paese, non siamo un grande paese per quanto riguarda la produzione delle quantità del cibo, ma siamo un paese straordinario per quanto riguarda la qualità. La nostra agricoltura ha saputo cogliere questa sfida e di fronte a giganti che competono sulla quantità noi siamo sempre riusciti, e soprattutto abbiamo fatto questo percorso negli ultimi 30-40 anni, a diventare eccellenti. Ma questo è essere italiani, sei per tuo destino un eccellente, altrimenti non saresti nemmeno un italiano, e noi siamo riusciti a esserlo nel comparto agroalimentare, e vorrei dire non solo, perché lo siamo anche nel comparto per esempio del legno. Pensiamo, io scusate sono un forestale, sono forse al posto sbagliato per tanti aspetti, ma continuo a riportare dentro questa dimensione della risorsa foreste, della risorsa legno, perché anche queste sono pezzi del sistema primario della nostra regione che oggi sono rappresentati all'interno di Veneto Agricoltura. La storia si ripete, verrebbe da dire, ma non è solo si ripete, è che dobbiamo imparare dal passato e dobbiamo imparare dal presente, perché soprattutto dobbiamo rivolgerci ad un futuro che sia sempre più possibile rispondente a quelle che sono le nuove criticità, le criticità dei cambiamenti climatici, ma anche la criticità di un primario che non deve essere abbandonato, soprattutto dai giovani. Quindi l'importanza che attraverso lo studio, anche all'università che io rappresento, ci sono molte attività all'università, corsi di studio che aiutano i giovani ad avvicinarsi a questo settore che non sempre è facile, che non garantisce sempre chissà quali guadagni economici e che può un po' spaventare. Invece questo ente è proprio nato per questo, per aiutare anche le piccole aziende, le piccole imprese ad assicurarsi un futuro innovativo e di sviluppo in questo difficile contesto. Sui giovani noi stiamo puntando molto, proprio in questi giorni stiamo dialogando anche a livello nazionale col Ministro dell'Agricoltura Patuanelli sulla predisposizione del piano strategico nazionale. Abbiamo chiesto un'attenzione particolare sia sul primo che sul secondo pilastro per quanto riguarda l'aiuto ai giovani che devono essere accompagnati. Penso anche all'agricoltura di montagna in particolare, se vogliamo che non ci sia lo spopolamento delle aree montane, dobbiamo fare in modo che i giovani rimangano in agricoltura, ma ripetono, devono avere il giusto reddito, quindi la sostenibilità, ripeto, non è solo ambientale ma è anche sociale ed economica, cioè garantire a chi lavora a contatto con la terra la giusta remunerazione, altrimenti non ci possiamo lamentare se poi i giovani scappano e vanno da altre parti. Con il Covid si è visto che la resilienza dell'agricoltura è stata attraente per i giovani, questo qui è il momento di fare comprendere ai giovani quanto invece può anche essere redditizio. Però ci sono dei segnali molto forti, del 10% di aziende attualmente gestite da giovani si vedono chiaramente dove le produzioni e i redditi sono molto più alte delle altre, quindi già facciamo vedere che quando arriva un giovane già guadagna e produce di più di un'azienda magari gestita da altri tipi di professionalità. Una cosa su tutte, vi dico che anche le comunità montane, i rifugi di montagna, l'alpeggio stanno recuperando, stiamo dando in concessione malghe in montagna sempre di più a giovani e ci sono forti richieste. Una volta dovevamo andare a cercare chi gestiva la malga, adesso quando facciamo un appalto di concessione abbiamo almeno una decina di persone che sono intenzionate. Questi sono segnali che i giovani un pochettino forse hanno anche preso paura per quello che è successo sul Covid, hanno preso paura per quello che è stato il deterioramento degli altri settori, si sono buttati nell'agricoltura. Adesso il nostro compito, il compito di Veneto Agricoltura è fare in modo che non l'abbandonino.